Fagioli Edoardo con il numero 8. Battuta alta per il numero 23 che prende il palo, ancora Fagioli. Può tentare di nuovo il tiro, ancora un palo per il COD 272. Clamorosa azione. Controlla, se ne va sulla destra. C'è un fallo, l'arbitro se ne accorge. Era in procinto di tirare fantasista numero 8 del COD 272. Sicuramente uno dei giocatori più in vista in questi primi 10-11 minuti di match. Di gioco. La palla è nuovamente nelle mani di Rossi. E adesso c'è la rete di Fagioli che mette a segno il 3-0. Palla che non lascia scampo al portiere dell'Alitalia Calcio a 8. Fagioli che avanza, tenta la finta e subisce anche fallo al limite dell'area. Per la seconda volta Fagioli mette in crisi la difesa dell'Alitalia Calcio, trovando un'importantissima punizione. La porta di Vicovaro. Andrà Fagioli. Ottima la punizione di Fagioli che trova il 4-0 con una punizione rassoterra e quasi centrale. Ancora lui. Verticalizza per Fagiolo che lascia Fagioli che lascia la palla, poi il dribbling e Fagioli va a segnare addirittura il 6-0, tripletta per Fagioli. Fagioli. Rassoterra. Palmieri la conclusione, l'ottima parata del portiere dell'Alitalia Calcio. E poi arriva la rete del COD di Martorelli. Di Michele. Tenta il dribbling, gli riesce sulla sinistra, il tiro alto di poco per il numero 11 dell'Alitalia.